in collaborazione con La puntata di questa settimana ci ha portato a Rimini, alla Fiera di Rimini per la 40ª edizione di MACFRUT, Salone Internazionale dell'Ortofrutta, un comparto che vale 15 miliardi di euro. Siamo qui, parleremo di innovazione, di ricerca varietale, di mercati e poi ancora Claudio? Tante cose che riguardano anche il pomodoro, un comparto che ancora non ha attualmente un contratto. Parleremo anche di nuove tecnologie, ma soprattutto anche di sottrazione del carbonio, quello che possono fare le aziende agricole per l'ambiente e per il clima in questo caso. Bene, allora direi che possiamo partire con questo nostro viaggio a MACFRUT. 40 anni per MACFRUT, un'anteprima cesena con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e un'edizione qui a Rimini, alla Fiera di Rimini, con numeri da record. 1100 espositori, più 35% di superficie espositiva, 30% di operatori esteri, 6 saloni tematici e un doppio campo prova. Protagonista assoluta ovviamente l'ortofrutta, settore chiave dell'agroalimentare italiano che rappresenta un quarto della produzione agricola nazionale con 1,2 milioni di ettari, 300.000 aziende coinvolte e 25 milioni di tonnellate di prodotti per un valore di circa 15 miliardi di euro, 10 dei quali che derivano dall'export. Unica nota dolente: gli acquisti che al dettaglio nel 2022 sono calati del 2,7%, con una spesa delle famiglie cresciuta però del 4,1% a causa degli aumenti dei listini. A caratterizzare questa edizione di MACFRUT la vocazione all'internazionalità e all'innovazione che si concretizza nel salone dedicato al vivaismo e all'innovazione varietale. Per la frutticoltura è un momento molto delicato tra cambiamenti climatici, riduzione dei principi attivi, specie aliene, carenze idriche, insomma chi più ne ha più ne metta. L'innovazione, la ricerca, il miglioramento genetico potrebbero essere le carte da giocare. Allora Luigi Catalano, questo è un pochino il tema di questa 40ª edizione di MACFRUT. A che punto siamo? Speriamo, in un nuovo inizio per quanto riguarda la ricerca genetica in Italia. Ricordiamo che in frutticoltura l'Italia ha avuto sempre una grande tradizione, sia da parte degli istituti pubblici, diciamo quelli ex MAF, poi MIPAF, ora CREA, e poi dalle università, dal CNR e da tante ora imprese private. Ora siamo arrivati al punto dove la politica pare ci stia dando una svolta, sia a livello comunitario che a livello nazionale. Si sta parlando delle TEA, queste nuove tecnologie applicate al breeding, e speriamo che non sono OGM, sono solamente accelerare ciò che in natura magari avverrà tra 10.000 anni. Nel modo più semplice possibile per chi non è un addetto ai lavori, lei ha giustamente specificato, non parliamo di OGM, di geneticamente modificato, ma queste TEA cosa sono? Come si interviene? Si tratta praticamente di combinazioni del DNA della stessa specie, andando a comporre un puzzle che in natura, magari attraverso le impollinazioni naturali, una combinazione che potrà avvenire secondo dati statistici in pochi anni o in migliaia di anni. In questo caso invece i genetisti fanno un incrocio controllato sul DNA, inserendo delle porzioni di DNA per i caratteri che noi vogliamo migliorare, che vogliamo ottenere.
Dal risparmio idrico alla sensoristica, innovazione e tecnologia sono le parole d'ordine anche qui nelle aree dinamiche di Macfrut, che quest'anno raddoppiano come numero, come superficie. Per la prima volta poi a Macfrut anche una rappresentanza di imprese della filiera del settore castanicolo, che in Italia vede una produzione annua di circa 57.000 tonnellate tra castagne e marroni, raccolti su una superficie di 36.000 ettari. Una coltura, quella del castagno, che viene considerata secondaria e che invece si colloca tra le più importanti dopo nocciole, arance, pesche nettarine, mandorle e uva da tavola. La Campania è la prima regione per superficie produttiva, con un peso sul totale nazionale del 44%, seguono Calabria, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna con il 7%. Emilia-Romagna che è presente qui in fiera con l'associazione dei consorzi castanicoltori dell'Appennino dell'Emilia-Romagna, associazione nata nel 2016 e che qui a Rimini di fatto porta un comparto che conta 1.461 ettari e 373 produttori da Parma a Cesena. Qui con me il portavoce dell'Associazione dei Consorzi Castanicoltori dell'Appennino dell'Emilia-Romagna, Renzo Panzacchi, che è anche presidente del Consorzio Castanicoltori dell'Appennino bolognese. Un po' di emozione per questo debutto? Beh, una grande soddisfazione più che emozione, devo dire che ci tenevamo tantissimo. È un'operazione che è nata in maniera complessa perché noi siamo piccoli, le risorse sono limitate, questo per definizione, però facendo gruppo, facendo squadra siamo riusciti a dar vita a questa iniziativa, ci è stata fatta una proposta, ci è piaciuta, abbiamo fatto di tutto per esserci e siamo qua. Quindi grande soddisfazione. Grande soddisfazione. Quanto conta, quanto vale la castanicoltura per la nostra regione? Ecco, io un dato ve lo do molto volentieri perché non lo vedete mai nelle statistiche. Nelle classifiche della produzione italiana l'Emilia Romagna viene normalmente al 6° posto perché si parla di castanicoltura in generale, di tonnellaggio, ma si dimentica che in Emilia Romagna siamo produttori di marrone e siamo la regione che fa più marrone in assoluto, quindi da un punto di vista economico non siamo più al 6° posto ma arriviamo al 4° posto, perché il marrone vale molto di più, vale 3-4 volte il valore delle castagne. Siete vicini al podio, insomma. E per il futuro? Questo è un punto di partenza, questa partecipazione a Macfrut oggi. Il prossimo step vorremmo nei nostri piani che fosse o la creazione di una OP, un'organizzazione di produttori, e ci sono già tutti i partner che potrebbero partecipare, oppure addirittura di creare un distretto del marrone, della castagna dell'Emilia Romagna, come è stato fatto in Campania, con il grande vantaggio che avendo un prodotto di nicchia che vale molto, potremmo veramente presentarci sul mercato con una credibilità e giocarci delle carte che altri non hanno in maniera assoluta. Regione partner di Macfrut quest'anno è la Calabria, dove l'ortofrutta vale 946 milioni di euro, pari a 1/3 del comparto agricolo regionale, e le eccellenze produttive non mancano. Per citare solo le più famose, bergamotto e cedro, poi gli IGP, le clementine, il limone di Rocca Imperiale, la cipolla di Tropea e la patata della Sila, e ancora kiwi, fragole, senza dimenticare però la trasformazione dai succhi d'arancia alle bucce candite, una produzione di nicchia questa utilizzata quasi completamente per farcire i nostri panettoni natalizi italiani. Tra le ombre che deve affrontare, nelle quali deve vivere il mondo dell'ortofrutta, è il calo dei consumi, un calo che ha numeri importanti. Allora questa frutta, queste eccellenze italiane, bisogna farle conoscere al consumatore. Con questo obiettivo è nata un'associazione temporanea di imprese Spettacoli alla Frutta.
Claudio Dall'Agata è il coordinatore. Allora, intanto questo calo dei consumi è davvero drammatico? Beh sì, i numeri dicono meno 20% in 5 anni e stiamo perdendo quella che era una nostra caratteristica, quindi portabandiera della dieta mediterranea e quindi della dieta salutare. Dobbiamo fare qualcosa per noi, dobbiamo fare qualcosa per la produzione e questo fare qualcosa per noi significa che riguarda tutti quelli della filiera, da chi fa scatole come noi a chi produce frutta e chi la frutta la vende. Da qui nasce l'idea di Spettacoli alla Frutta, un'associazione temporanea di impresa che raggruppa 22 aziende della filiera ortofrutticola, che oggi si presenta con la collaborazione ad 8 aziende della distribuzione moderna, pensando di fare un 2023 fatto bene, sperando di fare un 2024 ancora meglio. E che cosa farete? Come vi presenterete? E poi perché gli spettacoli? 5 anni è l'orizzonte temporale che ci siamo dati, almeno inizialmente. L'idea è quella di comunicare in una maniera un po' diversa quali sono i valori dell'ortofrutta, in una maniera un po' personale, mettendoci un po' più di anima e mettendoci anche un po' di divertimento. Organizzeremo eventi a tutti gli effetti, dove appunto vendita, dove i prodotti diventeranno personaggi, si racconteranno da dove vengono, cosa sono, portando il consumatore in un mondo fantastico. Grazie, adesso una breve pausa e poi noi da Macfrut ci ritroviamo.